regionale e nazionale che ci hanno mangiato della loro presenza e del loro conforto. Ormai tutti quanti conosciamo quella che è stata realmente la vicenda di Saponara. Noi purtroppo abbiamo pianto e piangiamo tre perché servirà alla mia gente per ripartire l'Islanda in zone che non erano a rischio, perlomeno non erano state censite a rischio idrogeologico, ma di fatto non avevano nessuna peculiarità affinché rientrasse presenza dello Stato, un grande carattere dei miei concittadini, un po' di tutto. Nel giro di pochi giorni già la gran parte del fango si è tolto. Ritengo che entro martedì, ci aspettiamo perché oggi sarà completata l'operazione di pulizia straordinaria. Qua la situazione è più complessa. Allo stato d'emergenza che è stato dichiarato dal Consiglio dei Ministri, credo ieri mattina tempestivamente, riprenderà gli stessi punti della vicenda Giampilieri e degli altri comuni. Io lo definisco il sindaco con gli stivali perché insomma, è un sindaco che sul territorio ha svolto una grande opera, soprattutto di coesione tra i vari abitanti, di rassicurazione, eccetera. E mi sembra giusto nel momento in cui siamo